Euroregione News. Codroipo, paradiso per studenti e genitori. Giovanna Crimaldi, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo con 11 scuole tra primarie e secondarie di primo livello, ci racconta la potenza dell'offerta formativa del più grande gruppo, inserito in un contesto protetto composto da piscina, palestre, palazzetti e campi sportivi. Noi come offerta formativa offriamo due diversi tipi di tempo scuola. C'è il tempo scuola delle 38-39 ore, per cui i ragazzi sono a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato sono a casa. Hanno la mensa tutti i giorni e hanno delle ore in più, va bene? Hanno più ore e fanno delle discipline in modo diverso. Infatti di solito sono previste 2 ore di educazione fisica, invece coloro che frequentano la scuola a tempo pieno, il tempo prolungato della scuola secondaria, hanno 4 ore di educazione fisica a settimana. Questo vuol dire che 2 ore sono curriculari con il docente di educazione fisica, altre 2 invece il docente è affiancato dalle associazioni sul territorio, presenti sul territorio, che intervengono con la loro disciplina e quindi è finalizzato alla conoscenza di queste determinate discipline che sono molto variegate. C'è l'arrampicata innanzitutto, c'è la piscina, c'è pallavolo, pallacanestro, rugby, ginnastica artistica, badminton, molte discipline, perché realmente c'è una rete di associazioni di educazione fisica, di sportive molto sensibile a quelle che sono le problematiche della scuola. Vengono anche gratis a svolgere queste lezioni di cui beneficiano questi ragazzi che sono a scuola fino a 38 ore. Invece gli altri sono a scuola 30 ore in tutto, quindi hanno un orario fino alle 12:30, all'una escono, e quindi solo 2 ore di educazione fisica e il sabato sono a scuola però. Quindi questa è la doppia. Questi a Codroipo fino adesso abbiamo rafforzato e penso di continuare ad avere questi numeri: 5 sezioni a tempo normale e 2 a tempo prolungato. L'anno scorso con il potenziato sono riuscita a fare 3 classi a tempo pieno, perché a tempo prolungato, perché c'è una forte richiesta da parte dei genitori del tempo pieno. A Varmo abbiamo 2 sezioni, tutte e 2 a tempo prolungato, e anche lì dall'anno scorso si è attivato il percorso di educazione motoria con le 2 ore in più, quindi Varmo e Codroipo offrono la stessa offerta formativa extra, insomma, non curriculare. Io penso che i docenti siano dei veri e propri eroi, perché nonostante hanno questa responsabilità sulle spalle realmente dal primo all'ultimo momento in cui accompagnano i ragazzi in gita, che può essere benissimo solo una gita a piedi, oppure la gita di terza classe, e quindi dei 2 o 3 giorni, sono degli eroi, perché le insidie sono tante. Potrebbe essere un semplice buco sul marciapiede, un bambino cade, si fa male e sono problemi, oppure la rottura del pullman, che non dovrebbe toccare al docente. In questo caso potrebbe anche essere sia io, perché sono responsabile in toto, quindi comunque tutte le cose ricadono su di me come dirigente, non come persona, e poi sui docenti. Però lo spirito dei docenti è questo: non si impara solo in classe. È importante che i ragazzi facciano delle esperienze diverse, che scoprano il territorio, che possono essere risorgive, perché ad esempio in prima, seconda, terza le gite sono all'interno del territorio di Codroipo, di Varmo, Villa Manin, le risorgive. Lì si fanno tante attività all'interno delle risorgive anche per quanto riguarda
specialmente la primaria, le attività fisiche di fine anno si organizzano lì e quindi sono delle vere e proprie uscite didattiche senza problemi, oppure vanno in biblioteca, utilizzano molto spesso il pulmino del comunale offerto dal comune, che sono tutti e 4 i comuni, nella persona dei sindaci, delle persone molto sensibili a quello che è il mondo della scuola, sono sempre vicini alle problematiche, pronti a intervenire nel caso in cui ci sia o una difficoltà oppure semplicemente un'attività da portare avanti. E quindi poi dopo ci sono le gite più grandi, ad esempio la scuola a tempo pieno della Bianchi andrà 2 giorni a Lignano, dove si terrà un convegno proprio sull'educazione motoria, quindi la gita scolastica è dedicata e identificata come gita come carattere proprio della scuola che si frequenta. È stata organizzata dalla professoressa Tamagnini, che è molto molto attenta a tutte le problematiche legate allo sport, di cui è una fautrice importante della scuola, anche con il professor Fabello senza dubbio, che è un factotum in assoluto e un collaboratore, lo dico apertamente, un collaboratore molto attento, veramente, che ci tiene per la scuola. Ma del resto, l'ho detto prima, tutti i docenti sono così, posso sottoscriverlo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascione. Euroregione News.